Verità. Eccoci qua. Allora, la verità. Ha già cominciato da sé. cominciato prima ancora la pubblicità. Sì, Beh, la cosa che un po' mi fa sorridere è che mi trovo d'accordo con tutto. È una cosa deve fare politica. La nostra sassolina sulla scarpa. L'abbiamo chiamata apposta. Ma io ho la sensazione che... Da buon politico però, da buon politico come possiamo dire che quello che ha detto la signora della CGIL è sbagliato? Ma io non me la sento proprio di dirlo. Vabbè, Cioè, lo vede tutti i giorni. Mi viene da dire che in studio da noi diciamo sempre la malattia, la maternità, ma anche il disabile all'interno delle aziende over 15, eccetera, nella diversa modulazione, devono essere fiscalizzati. Ovvero ci deve essere un costo che non può gravare sulle imprese, perché sono eventi che se un'impresa è sfortunata è ovvio che ne sopporta delle conseguenze improponibili. E un'altra azienda che invece sul versante, chiamiamolo, ha dei lavoratori fortunati, vive meglio. Non è corretto. Quindi come posso io dire no? Ha ragione. Ma se ragioniamo per massimi sistemi, io faccio fatica a essere in disaccordo con chi di massimi sistemi ne ragiona e ne diletta tutti i giorni. Beh, viva Dio, Confindustria, CGIL, CISL, UIL, qui non c'è, ma comunque massimi sistemi è il vostro pane. Io però vorrei portare il mio messaggio di piccolo esempio. Chi mi conosce sa che dico sempre le cose in modo, come suol dirsi, che la gente le possa capire. E quando è che la gente le capisce? Nonostante i più bravi giuristi continuino a considerare la norma deve essere astratta per definizione, la gente non la capisce, ci vuole l'esempio. E allora io vorrei, a supporto di Confindustria, sostenere, è un po' strano dire a supporto di Confindustria, devo dire, dopo quello che Confindustria ai consulenti al lavoro ha fatto in passato, ma comunque esatto. Però è anche vero che le cose vanno dette per quelle che sono. Vorrei portare un esempio concreto di tutti i giorni. Poco fa l'amico Luigi Sposato ha detto, facendo una domanda al signor Vendrame, ma sei sicuro che in effetti la parte debole sia il lavoratore e non anche l'imprenditore? Beh, allora io vi dico questo, esempio. Succede che un dipendente si assenta dal lavoro. Succede che dica al suo datore di lavoro, sai che c'è? Che io mi voglio dimettere, ma non mi dimetto mica. No, perché altrimenti perdo la NASPI, vecchia disoccupazione, che ha un costo sociale importante perché costa in termini di indennità economica subito, ma costa anche in termini di contribuzione figurativa, cioè impatta sulla pensione di questo lavoratore un domani. Pertanto, sai che c'è? Fai quello che vuoi, ma io da te non vengo più. L'azienda deve per forza di cose fare un'operazione, tra l'altro l'ho anche detta sta cosa qua al direttore dell'Inps di Padova in una vecchia riunione, l'azienda è costretta a fare una comunicazione, una contestazione di mancanza disciplinare, il lavoratore non risponde e l'azienda licenzia per giusta causa in quanto si concretizza una assenza ingiustificata, eccetera, eccetera. Risultato, l'azienda è costretta a pagare il cosiddetto ticket licenziamento, che sono 1.500 euro massimo, però insomma più o meno i lavoratori se non sono 500 poco ci manca e poi da 500 in su. Il lavoratore acquisisce per una sua volontà dimissionaria mascherata, quindi sotto un licenziamento, un'indennità e una copertura previdenziale che non gli compete. Allora io dico, se parliamo di massimi sistemi, sono d'accordo con tutti perché è chiaro che dobbiamo far quadrare un certo tipo di situazione proteggendo le parti, però quando entriamo nello specifico, io vorrei prendere quelli che le leggi le progettano, che si confrontino con chi poi le leggi le vedono tutti i giorni applicate, perché è lì che facciamo la differenza. Allora il sistema, e anche qua mi trovo d'accordo con il signor Fortuni, non è che ha necessità di un radicale cambiamento, mutazione, no, basta ragionare su quelli che sono gli input che ti derivano da quei soggetti che quotidianamente vivono le distorsioni del mercato del lavoro. Tutto là. È un esempio, questo non significa che non ci siano dei lavoratori che subiscono dei soprusi, ma è altrettanto vero, ahimè, e io lo vivo quotidianamente, che ci sono anche dei datori di lavoro che subiscono dei soprusi.
Scusi, Ecco, posso Elena, mi per aggancio a questo discorso. Se un attimo che ribadisce subito secondo una cosa questa No, è che affermazione, sennò dopo sposare. di esempi, scusi se l'ho interrotta, ma di esempi di utilizzo improprio delle normative, l'ultimo proprio di questi giorni, una lavoratrice rientra in un piccolo posto di lavoro, perché poi il nostro territorio è questo, non le grandi aziende, 4 dipendenti, ok, quindi facciamo anche un riferimento a questo, un territorio parcellizzato dal punto di vista industriale e lavorativo, rientra dalla maternità e oltre a, come dire, ridefinire le mansioni, quindi un demansionamento, iniziano con i provvedimenti disciplinari recapitati a casa. Quindi l'idea qual è? Siccome la bambina compirà un anno l'11 di aprile, aspettiamo di fargli sanzioni disciplinari su sanzioni disciplinari per arrivare poi a mettere in discussione un possibile licenziamento, così che dopo l'11 di aprile comunque non abbiamo neanche problemi, perché sapete che la lavoratrice madre non può essere licenziata nell'anno di vita del bambino e siamo a posto così, cioè di situazioni di come dire, dovranno essere utilizzo motivati improprio. questi richiami di carattere disciplinare, ci deve essere una motivazione? Perché dicono che lei ha risposto, la lettera era scritta poi da un avvocato, perché poi purtroppo i consulenti spesso devono anche dare indicazioni di questa natura, anche lì distorsioni di un certo motivo, e le hanno contestato che lei ha risposto male a 2 clienti quando lei lavora lì dal 2009. Quindi, voglio dire, non è un giorno che lavora lì dentro, ha una professionalità, una competenza seconda maternità. Adesso faccio l'esempio per dire che di situazioni distorte, di utilizzo improprio, le possiamo trovare, come dire, in tante situazioni casistiche. Quello che noi tentiamo di fare con l'operazione della Carta dei diritti, io penso invece che siano proprio perduti questi diritti, ma si sia persa anche una coscienza generale dei diritti del lavoro. Questo è secondo me, perché se stiamo discutendo, mi permetta, di il uso improprio della legge, vuol dire che mettiamo, come dire, anche noi partiamo con l'idea che comunque ci sia, come dire, la furberia dietro. Non so se sono chiara. Invece noi dovremmo rilanciare il lavoro nella dignità dell'imprenditore che fa bene, dentro la crisi si rilancia e cerca di rimettersi nel mercato, che forse ci fosse qualche investimento pubblico maggiore e non solo una libera concorrenza spietata. Una precisazione, allora, quello che dice la signora ovviamente ha ragione. Va poi Lo vedrà anche lei? Ma sì, ma va verificato, perché poi la verità non la sapremo mai, né voi che difendete il lavoratore, probabilmente manco noi che difendiamo l'impresa. Io ho un avviso, ma è mio personale, qua non è rappresentativo della categoria che in questo momento ho l'onore di rappresentare. Sono per la libertà dei rapporti, ma questo, ripeto, fa parte di me, per cui quando le cose non vanno più uno e l'altro si devono salutare e viviamo meglio tutti. Ma è il mio modo di pensare, il mio modo di intendere, che non è quello codificato. Però quello che io prima volevo, come dire, stigmatizzare non è tanto l'aspetto tra le parti, quanto l'aspetto che viene conferito dalla legge o da una non previsione alle parti. Quello che io trovo che sia drammatico è pensare di collegare un ticket licenziamento a un licenziamento per giusta causa. Pensare di collegare una NASPI, che è l'ammortizzatore sociale, eccetera, eccetera, pensione, quello che sappiamo, a un licenziamento per giusta causa. È questa la cosa che io non riesco ad afferrare. Cioè, per un comportamento che è dichiarato, se no il lavoratore, se dice non è giusta causa, adisce le vie giudiziarie, poi sarà il giudice. Ma laddove venga conclamata la giusta causa, il lavoratore ha comunque dei diritti e l'impresa ha comunque dei doveri. Voglio dire, questa è una cosa normativa, non è una cosa tra le parti. Io non la tollero. Se fossi un lavoratore serio... La giusta causa è anche economica, non è mica solo... Non sto discutendo su quello, sto discutendo su un fatto ascrivibile a un lavoratore che si dimette per giusta causa perché ha voglia di andarsene via per gli affari suoi. Vi faccio proprio l'esempio concreto. Ma secondo me è un po' truffa. L'ha detto lei e io condivido, lo sottoscrivo. Però è una previsione normativa. Allora, in questo io dico, su questo aspetto qua, io mi ci confronto volentieri con tutti, perché ripeto, se parliamo di massimi sistemi, io mi trovo d'accordo con tutti voi.
Sì, poi i casi specifici. Ma ci sono delle situazioni che io vivo quotidianamente Adesso non che piangete sono troppo pazzesche. perché per un caso... Volevo, Elena, intervenire un attimo prima. Sì, un attimo Luigi Sposato, poi sì, Fortuni, un volevo- attimo solo. No, sì. Perché abbiamo parlato noi... Però non mettiamolo sul piano di piangere su piccoli casi che succedono, perché No, 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 beh, no, se non non sono volevo- troppo individuali, perché sennò lo noi non scopo. andiamo da nessuna parte con il nostro dialogo. Sì, noi qua, abbiamo altrimenti. parlato, però dobbiamo essere onesti tutti quanti, no? A livello intellettuale dobbiamo essere un po', credo che l'onestà intellettuale poi ripaghi nel tempo. Noi abbiamo discusso finora di quelle imprese, di quegli imprenditori che si approfittano di alcune situazioni, perché di fatto avviene. Abbiamo parlato anche del lavoratore che fa il furbetto, anche questo avviene, possiamo dire che non avvenga. Io aggiungerei anche, per essere onesti, anche che forse più nel passato anche il sindacato in qualche maniera, in qualche passaggio, ha valorato le tesi del lavoratore furbetto. Ecco, adesso, anche io sto generalizzando, quindi tutti quanti dobbiamo fare mea culpa un po' su quello che è stato e quello che oggi è la situazione. Oggi è cambiato, il sindacato a mio avviso è molto cambiato ed è un peccato che non venga chiamato al tavolo delle trattative. Detto questo, se l'impresa è in difficoltà, quindi è un elemento debole della catena per i motivi che abbiamo detto, perché le banche, quelle banche, 4 banche sono fallite, c'è qualcuno che le ha salvate. Se la mia azienda fallisce, nessuno viene a supporto della mia azienda e mi dice ti salvo gli azionisti, nessuno lo fa. Sono io che la mattina mi alzo, apro la saracinesca e devo fare in modo che i conti quadrino. Chi mi tutela a me? Il fatto di non riuscire a incassare i quattrini, cosa assurda, solo nel nostro Stato ci sono. Con il contratto degli autonomi che è stato rinnovato ci sono i 60 giorni che vengono messi da contratto, però bisogna vedere se poi vengono rispettati, questo è un altro discorso. È una cosa interessante, ma il lavoratore è in difficoltà perché ha uno stipendio basso, ha poche tutele. Io condivido il fatto che più che tutele crescenti parlerei di precarietà crescente. Anche se le ultime 2 sentenze, le prime 2 sentenze della Cassazione su 2 lavoratori del Job Act che l'imprenditore voleva lasciare a casa sono andate a vantaggio del lavoratore, perché il giudice ha considerato discriminatorio quello che invece l'impresa indicava come un licenziamento di carattere economico. Per intenderci, 2 linee, una di piatti, una di forchette, la giurisprudenza ancora non è chiara se tu puoi lasciare a casa uno che va male nel reparto che va male delle forchette piuttosto che dei piatti. Quindi 2 sentenze sono date a vantaggio del lavoratore, quindi non sono neanche tanto tranquillo che poi l'imprenditore che oggi pensa che nei prossimi 3 anni di poter lasciare a casa il lavoratore assunto con il Job Act possa realmente realizzarlo. Io ho dei forti dubbi su questo, perché le prime 2 sentenze sono state a vantaggio del lavoratore. Stiamo parlando di licenziamenti illegittimi comunque. Sì, perché sono stati di carattere economico, solo che il giudice, quando il lavoratore ha impugnato, il giudice ha detto: perché hai licenziato lui e non l'altro? Allora lo hai discriminato. Quindi ovviamente, quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che c'è un lavoratore con tutele e comunque con precarietà crescente. Il contratto a tutele crescenti c'era già, era il contratto di apprendistato che aveva funzionato per un periodo, poi è stato mortificato perché comunque non si è voluto, c'era già il contratto delle crescenti, era già conveniente per l'impresa, già consentiva tutta una serie di vantaggi. Abbiamo quindi una situazione di precarietà. Dov'è allora l'elemento che può farci andare in là rispetto alle precarietà che abbiamo, no? Tutti. È quello dello sviluppo del mercato del lavoro, dello sviluppo del PIL, dello sviluppo dell'economia. Quindi lei dice, più che puntare su questo, il sindacato avrebbe dovuto... E chiudo, Elena, quando io, sai che sono anche un insegnante a scuola, spesso vedo dei colleghi che si affannano, no, perché hanno quell'incentivo in più, si affannano a fare qualcosa in più, grande professionalità mortificata spesso, è un po' la guerra. Mi permetto di dire, perché io sono da 30 anni insegnante, posso dirlo, la guerra è un po' dei poveri, quindi noi stiamo cercando in tutte le maniere, il lavoratore, l'impresa, di cercare di barcamenarci quando abbiamo una situazione di evasione fiscale,
importante, burocrazia che è Ma qua tiriamo fuori altri importante. problemi però Sì, no, volevo chiudere. Sì. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che noi dovremmo concentrare tutte le nostre energie, anziché guardare la nostra casacca, ma deve esserci la volontà di tutti, il governo in primis ovviamente, e mettersi al tavolo per vedere qual è il bene per tutti e non per la singola parte. Poi ognuno rappresenta la propria parte, come è giusto che sia. Se non ci si orienta con le energie in quella direzione e si alimenta invece lo scontro, questo può portare solo che divisione. Chiarissimo. Vi do la parola, un attimo solo che andiamo in pubblicità così dopo avete più tempo che per discuterne. Pochi secondi.